Di mattina ben ora si sveglia all'alba e si inlasta una dalle val più belle al Friuli, la Val Racolana, un posto misterioso, magico, situato sotto dal monte Canin e dal monte Cimon. In tutto il canale sono restate poche persone, ma lì è anche la stazione sportiva di Neve, insomma, de Valade. Allora si inchiatas con Tom e Seba dall'associazione Canyon East per provare un'attività fighissima, appunto il canyoning. Si ci attenta al canale di Racolane, a senta frazione di Chiot Calais, che è stata recentemente, come che può dare svio di dopo, interessata di incendio, perché le tut brusate che ha torto. E è una zona che dà veramente tanti riu che si può incendi con i guardis. Cadongia è il Rio Plitz, prima è un rio che si chiama Lissim Presis, e chi è o senta il Rio Malimberg, che è un rio che viene adoperato spesso e volentieri per fare i corsi, per cui che scommense a praticare il canyoning in maniera un po' più interessante, un po' più approfondita. Tra l'altro ha la caratteristica di essere un pro canyon, che vuol dire che si fa parte dell'Associazione Italiana Canyoning e che fa parte del gruppo dei canyonisti che fa la sessione furlane. Lo viene attrezzato tutto con ciadeni e con resinas particolari che garantiscono un standard di sicurezza tanto più alto rispetto a tanti altri fori che ha Tor. Allora, per un sport così particolare serve un'attrezzatura alquanto particolare. Tom, puoi spiegarmi c'è che serve per appunto rimpinarsi la per chi su Torrenz? Beh, l'attrezzatura è fondamentale, dipende anche di se livello di discesa uno lo raggiungi, se è un che si fa spartare o se è un che invece è in grado di soldi gestire le discese. Fondamentale ovviamente, sempre per sicurezza, siccome uno dei problemi principali che è dal freddo, che è dal laghe, aveva una mute di subito, dai cassotte, spessa è di 5 mm, sol di stato, o tai riu che andano un po' c'aga, si do perché di 3 mm. Dopo fondamentale ovviamente è il casco per rimpinarsi, in più fondamentale è l'imbragatura. Se tu hai di lato un rio, di là che tu hai di calati con le guardie, tu devi un imbrago che dà caratteristiche più o meno complicati, appunto a seconda di se che ul fa qualche don. Come vedete i guanti si consumano un po'. Non vuoi la ringa fa la parte più bassa dal Turino, la che è anzi la cascata più alta. Sei tu pronto, Cristian, per fare queste nuove esperienze? Assolutamente. Buon, allora è min. A questo, pronto. Sono pronto a risalire. Quando eri sulla guardia all'inizio un po' di paura perché le weight so di te, però ovviamente è un che ti accompagna laiù e quindi tu ti senti sicuro anche perché ti mole plan plan più per la buce. Una roba biele e chi non sapeva che potesse succedere è che anche là che ti venta il chiaffo insomma che ti arrivi new claps perché che non colla in tanto mi hanno detto che colla in 40-50 litri al secondo è un po' più difficile quando ti colla in 200 litri appunto sul chiaffo però un'esperienza biele. Quando tu arrivi su, tu chiatti ovviamente una poccia di aghe perché so dalla cascata è una poccia di aghe, non si sa mai se si tocca o no, quindi è un po' di pore all'inizio, però poi tu te la cavi insomma.
sulle quadre tu senti savonde sicure, però come che la dite Christian, nel momento in cui tu arrivi su dopo delle cascate, che è il momento un po' più critico, perché non tu sai se tu tocci, non tu sai come che tu hai dimolati la quadra, perché non si sa mai che tu vas sottare. C'è molti senti sento quando tu l'hai visto dalla cascata? Beh, io credevo che fosse una roba impossibile, cioè tra senso che si inglasso dite ma vino di venire per lì, no, croce, invece si viene su per lì. C'è una roba comunque particolare perché la Int un po' non lo fa. E io consiglio di provare anche perché insomma è una roba veramente impossibile. Invece alla fine tutti i chiatti stanno messi nelle cascate, c'è non c'è di nessuna bande. Che di lì eri malade e avevi anche la fiere alte, ma non è che perché smuti o hai molato, anzi, non vedevi la fin dal salto, avevi l'aghe che mi colava tal ciaf a sbreghe e sgliciavi tal muscoli ogni 2 secondi. Ai fin mi sei chattata in tune pozze in là che non tocciavi, anzi perché non tu puoi sapere troppo fonde che le pozze fin quando non tutti i chatti sdrenti te pozze. E avevi la guardia che mi tirava e non arrivavi dunque a rimpinarmi e sbrissavi ogni 2 secondi in tepiere. Questi seviladi che sinteis sono dei segnali che coventi per comunicare tra Seba, che l'era giù dal sal di Aghe, e Tom, che invece l'era parzore, che tirava la guardia. Dossi viladi se vuoi non di, a vuoi di, mole la guardia. E quando finalmente queste guardie sono state molate, io sono arrivata a venire fuori da pozze. Se uno ama la natura e un sentire veramente so, che roba che coniuga la montagna con l'aga. Su un puest dove l'unico rumore che lei è quel da laghe. Tranne magari in qualche banda dove in quel momento, magari nei momenti di calma, tu arrivi a sentire c'è un rumore manco l'assordante. Ma la prima roba che tu chatti è sempre il fattore da vasca, da cascata. Il vero canyoning è più collegata alla cascata in sé. L'è nasciuto in fondo dalla speleologia e dall'arrampicata insieme col fattore aga, insomma, tu vas a rimpinare in montagna con le mute di sub però. Le robe strane, al manco una roba che a me mi ha fatto particolarmente piacere, dopo aver superato, aver fatto i corsi che di secondo, terzo livello, così come che in maniera di fare grazie alla Scuola Nazionale Canyoning, di poter gestire i calabis, quindi essi proprio a contatto diretto il fattore, guarda e aga, e le prime volte mi visi più impressionante, è state le prime volte che mi sono stato a Bessol, dopo che 12 miei amici sono lasciati sulle mie guarde, di Bessol sul mio armo, a fare il grops, le robe insomma che si ha di fare per poter gestire e chattarmi lì per qualche minuto, che non è un'eternità, però che non sentivi noi altri, non vedevi i miei amici, non vedevi noi altri che l'aghe che l'avevo nelle bande, che arrivava di che altre, io ero lì con un tocco di fiera plantata da piera e la mia guarda con un moschettone che stava in gestendo per poter aiutare. Insomma la sensazione è quella di essere parò un disegno dalla tua situazione, ma anche di rispetto dal puesto che tu sei chatti, perché comunque tu sai che alla fine l'ambiente naturale, l'aghe se stesse, avvincano sempre loro, per cui tu devi un rispetto e conoscerli, non tu puoi dirla lì in maniera superficiale o in maniera che non rispettosa di sé che sono effettivamente le necessità che tu devi, insomma.
parlare fa canyoning a di plaseggi le aghe, è inutile. Se tu hai di là sirene robe sutte, non tu sei proprio tanto un canyonaro, ad esempio così, o un canyonist come che si nota dal nostro gruppo. La sensazione è qualche volta tu si senti sempre tu più a tuo agio con un puesto piuttosto che con un altro, tu vuoi fare il tuffo, tu puoi disarrampicare, tu puoi rimpinare con le guardie, insomma sono varie possibilità, ma ovviamente il fattore principale è che dalla quantità di agua dal punto di vista tecnico, invece dal punto di vista della bellezza, all'SMU che tu si senti tu in un puesto che tu sai che in altre maniere non può essere sei. Il Friuli è fondamentalmente uno dei paradisi italiani, perché che vi una concentrazione di forris veramente alta come numero e in più sono perduti i colori, perduti i livelli e vi lancia roba veramente molto tecnica, molto acquatica, non mangia mai laghe, che è un problema che il resto d'Italia tante volte si andà, un spazio così ridotto, come che sia la nostra zona del Friuli che anche il Pordenonese, insomma, che alla fine è comunque regione Friuli, è veramente una rarità e non a caso è veramente rinomata dall'ambiente torrentistico in generale.